Buonasera, buonasera, benvenuti. È l'anteprima di Punto Centrale, argomenti che riguardano soprattutto l'epidemia, che riguardano il recovery e tutto quanto ha fatto notizia nel corso della settimana e che noi cerchiamo con voi di sviluppare. Questa è la frase: il pesce vede solo l'esca, mai l'amo, perché bisogna stare attenti anche agli inganni, agli annunci che restano tali. Noi iniziamo la trasmissione andando a visitare il mondo dei robot. Vi può sembrare strano, ma è così, perché l'automazione, la robotica sono non solo il presente, ma il futuro di quella che sarà la generazione a venire. E Napoli è in prima linea con il laboratorio di robotica e di automazione della Federico II. Una premessa: sono giovani, sono bravi, il direttore è una personalità di grande rilievo, Bruno Siciliano, costretti però a lavorare in un laboratorio che è se no 80 metri quadrati. Ecco, su questo dobbiamo fare una profonda riflessione. Bisogna investire tanto sulla ricerca e soprattutto tentare di fermare la fuga dei cervelli di questi ragazzi. Non è ammissibile che non abbiano, ci hanno detto che di qui a poco avranno ambienti più confortevoli, non è possibile che tutto quello che vedrete avvenga in 80 metri quadrati, perché magari da qualche altra parte ci sono 4 vani accessori solo per le rappresentanze. Questo è quanto Punto Centrale vi farà vedere, è il servizio di apertura, andremo a schiaffo come si dice in gergo su quella che sarà la nostra apertura, il laboratorio di robotica e automazione della Federico II. Sigla! Dipartimento di Robotica, futuro e presente, professor Bruno Siciliano. Siamo in una delle eccellenze, delle grandi risorse di questa città, di questa regione. Professore, allora avviciniamoci lentamente qui verso questa postazione. La robotica è il futuro, è tutto quello che noi riusciamo a vedere oggi, ma è quello che domani aspetta il mondo, insomma. Ma sì, perché la robotica che cos'è? La robotica è la connessione intelligente tra percezione e azione. Questa è la definizione classica di robotica. Per cui, diciamo, per sviluppare una macchina intelligente, un robot, si richiedono competenze fortemente interdisciplinari, cioè la difficoltà e allo stesso tempo la sfida di realizzare una macchina intelligente significa saper coniugare gli aspetti di design, di meccanica, di elettronica, di informatica, di sensoristica, e poi l'intelligenza è tipicamente quella di un sistema di controllo automatico che deve rendere queste macchine intelligenti al pari degli esseri umani, cioè noi interagiamo col mondo attraverso i nostri sensi, realizziamo delle azioni e lo facciamo perché c'è il principio del feedback, cioè il principio della controreazione, quindi deve sentire la presenza degli esseri umani, dei robot, e deve reagire all'ambiente esterno in maniera intelligente. Quindi la sfida qual è? La sfida è quella di realizzare dei sistemi che tipicamente si pensa al robot che debba sostituire l'uomo. Ecco, questo è quello che io volevo chiederle, perché poi la preoccupazione diventa proprio questa, no? Perché insomma nel campo oggi delle varie tecnologie l'uomo più volte per quanto riguarda il lavoro è stato sostituito. Certamente, questo è vero per i lavori pericolosi. Pensiamo per esempio a un ambiente ostile, quindi non so, un impianto chimico, una raffineria, un'industria siderurgica, oppure un ambiente ostile dove l'ostilità potrebbe essere per esempio una sciagura tipo un terremoto, un maremoto e così via. Bene, il problema qual è? Il problema è che in quel caso è ovvio che io voglio utilizzare un sistema robotico per una questione di sicurezza e di costo, però la sfida attuale della robotica la si percepisce nell'interazione tra robot e esseri umani, in quello che potremmo chiamare... Ecco, diciamo che non ci sarà mai, almeno per adesso, un robot che fa il mio mestiere, il giornalista magari lo farà senz'altro meglio di me, però per adesso possiamo stare tranquilli, non c'è... Allora, l'intelligenza umana non può essere, diciamo, come dire, può essere solo emulata dall'intelligenza artificiale, ma non può essere sostituita. Allora, cosa fa la robotica? Dà una tecnologia che mette in condizione gli esseri umani di esplicare la propria intelligenza in maniera più semplice, in maniera più creativa. Cioè un po' come è avvenuto anche per internet, no? Con internet è più facile vivere, perché? Perché dal nostro computer possiamo disporre, possiamo organizzare il nostro lavoro, i nostri viaggi, l'educazione,
la salute, la sanità in maniera remota. Allora piuttosto dobbiamo sgombrare il campo dal luogo comune che a causa della robotica e a causa dell'automazione si perdono i posti di lavoro. Non è vero. Non è così. Non è così, perché per esempio uno dei colossi della logistica, Amazon, a fronte di 300.000 robot che ha installato nei propri impianti, ha creato, grazie a questi robot e grazie all'espansione del mercato, soprattutto in quest'anno dell'emergenza post-Covid, 500.000 e passa posti di lavoro. Ecco, nuove professioni. Ma i campi nei quali la robotica oggi agisce, c'è questo abbiamo parlato di quelle che possono essere le tecnologie per quanto riguarda la sostituzione dell'uomo in lavori pericolosi, studio, eccetera, c'è medicina, insomma, quali sono i campi? Allora, ci sono fondamentalmente, io ho curato per conto del Ministero il Piano Nazionale della Ricerca del Paese Italia per il settennio 2021-2027, che è stato approvato di recente a dicembre. Ci sono 6 scenari caratteristici, 6 scenari prioritari. Il primo è quello classico della robotica industriale, si parla di industria 4.0, la digitalizzazione dell'industria, e quello è quello tradizionale. Poi c'è la robotica per l'ispezione e la manutenzione delle infrastrutture. Quindi infrastrutture significa o grossi impianti industriali, ma anche opere civili, tipo ponti, viadotti, tunnel. Anche medicina, soprattutto medicina. Poi c'è la parte della salute, in cui la robotica è una tecnologia abilitante per quanto riguarda la chirurgia, per quanto riguarda la riabilitazione e per quanto riguarda anche il discorso, per esempio con l'emergenza Covid, noi abbiamo imparato che l'ambiente ostile è stato ridefinito perché anche le nostre case, le nostre scuole, i nostri ospedali possono essere degli ambienti ostili e quindi la robotica favorisce il distanziamento sociale e potrebbe consentire anche di realizzare un domani non solo lo smart working di tipo digitale, ma anche il physical smart working, cioè il fatto che magari una produzione non si ferma. Perché? Perché può essere operata a distanza. Sempre in remoto, magari con le 4 dimensioni. Esatto. Poi, senta, ma io mi voglio però togliere qui che cosa c'è? C'è un... Questo... Che faccio? Lo tocco? Sì, tranquillamente. Questo che cos'è? Questo è un robot industriale a tutti gli effetti, che è un Intelligent Industrial Working Assistant. Cosa voglio fare? Prova a spingere, provi a spingere, perfetto. Ecco, qual è la peculiarità di questo robot? È che favorisce naturalmente l'interazione tra robot e essere umano. Tipicamente un sistema meccanico nasce per essere molto preciso, molto accurato e dovrebbe posizionarsi accuratamente senza spostarsi. Grazie a un sensore di forza. Cioè esegue i movimenti che Esatto, faccio, cioè mi sta seguendo praticamente in tutte le azioni che io faccio. Quindi potrebbe diventare un assistente, no? Per esempio un operaio potrebbe utilizzare questo robot alla stessa stregua di un tool, come utilizzerebbe un qualunque tool, un trapano, una fresa. Però questo ha la manualità e l'antropomorfismo di un braccio. Perché? Perché è come se uno avesse un doppio meccanico, un secondo operaio per fare un'operazione. E la frontiera della ricerca sta proprio nell'interazione tra robot e esseri umani, in sicurezza. Una volta, per esempio, noi qua vediamo una gabbia. Perché? Perché questa qua c'era una cella di 2 robot industriali, perché tipicamente il paradigma della robotica vede gli esseri umani segmentati a distanza dalle macchine per un fatto di sicurezza. Mi incuriosiscono questi droni, che sono molto particolari. Questi sono alcuni dei droni che sviluppiamo a Prisma Lab in collaborazione con una start-up che si chiama Neabotics. Che voi avete un campo volo proprio, no? Esattamente, abbiamo un'arena di volo nel complesso di ingegneria a San Giovanni, dove c'è il nuovo complesso di ingegneria, e testiamo questi droni. Questi droni cosa fanno? Come si vede, per esempio da questi droni o anche da quell'altro lì, non è solo la possibilità di avere un occhio volante, cioè i droni vengono utilizzati anche per la cinematografia, no? Per fare le riprese dall'alto, dall'alto, inquinamento, disboscamento delle foreste e così via. La novità è quella di avere non solo un occhio volante, ma anche una mano volante.
Cioè questi droni sono dei robot che invece di muoversi su ruote come i robot mobili con i carrellini volano nella terza dimensione. Ecco, ma adesso lei mi deve dire un po' in questo laboratorio, poi le farò una domanda alla fine, non cattiva, ma una domanda che io voglio farle appena sono entrato qua, perché mi preme farle questa domanda, poi magari può diventare un grande argomento di discussione. Lei che cosa sta facendo? Lei è Sara. Sara, cosa sta facendo Sara? Lo facciamo spiegare a Sara? Sì. In questo momento sto realizzando a CAD, quindi tramite software di disegno 3D, una base di ricovero per droni che andranno a fare misurazioni ambientali sia aeree che all'interno del mare, per appunto dare la possibilità di stazionare quando non è operativo. Quindi lei sta progettando un drone che farà tutte queste operazioni. Esattamente. Brava Sara, complimenti a Sara. E invece qui andiamo un po' più avanti, si sta staccando la mascherina perché è un piccolo drone la mia mascherina, quindi sta per volare. Professore Lippietto. Qui abbiamo ecco, allora, professore, lei sta, da quello che io posso intuire, poi magari mi sbaglio, sta sostituendo l'essere umano in un lavoro pericolosissimo con questo robottino. Sì, per essere... o drone, non so che cosa sia. Sì, è un drone molto complesso, la verità. In realtà più che sostituire lo stiamo aiutando, perché oggi gli operai devono salire a 5-10 metri d'altezza per misurare ad esempio lo spessore di tubi come questo che sono in raffineria, perché nel tempo c'è un effetto di corrosivo e c'è un problema di pericolosità degli impianti. E quindi è un'attività abbastanza rischiosa. Quello che vogliamo fare è lasciare a terra l'operatore, che ha sempre la responsabilità della misura, ma lanciare un drone come questo che è in grado di atterrare su una conduttura, usare strumenti come questo per agganciare la tubatura e poter fare quindi un'operazione di misura remota. Quindi l'operatore comodamente e in sicurezza, soprattutto da terra, leggerà quello che avrebbe letto andando lì con lui con la mano attaccando uno strumento come questo per fare la misura da vicino. Questo sistema quindi non sostituisce, in realtà è di ausilio e incrementa la sicurezza degli operai in operazioni di misurazione come questa. Beh, questa è una cosa che ha una grande funzione sociale, no? Perché se pensiamo agli incidenti sul lavoro è anche a cause ancora più brutte per quanto riguarda lavori pericolosi. Il professore ci ha spiegato che... Per esempio nel lavoro si stanno molto sviluppando dei robot indossabili che si chiamano gli esoscheletri, che i tecnici, gli operai possono indossare per assumere posture da un punto di vista biomeccanico ergonomicamente più agevoli e ridurre il rischio di disturbi muscoloscheletrici. Così come c'è grande precisione nella medicina, perché noi ovviamente qui siamo nella Università Federico II, nel policlinico, nel secondo policlinico, ci sono eccellenze, tra cui il professor Franco Corcione, che operano in laparoscopia. Laparoscopia e chirurgia robotica. Noi abbiamo al centro Icaros, che è il centro di chirurgia robotica che io dirigo su al policlinico, un laboratorio di robotica dove c'è un sistema robotico per la chirurgia, che è il Da Vinci, che è analogo a quello che è a fianco nella sala operatoria e che ci consente di testare delle nuove tecniche di chirurgia robotica e andare oltre lo stato dell'arte, perché attualmente la chirurgia robotica prevede che il chirurgo opera dietro una console manipolando dei robot a distanza, ma non c'è una vera e propria iterazione, nel senso che praticamente il robot esegue i comandi del chirurgo e magari riduce il tremore, fa in modo che e il chirurgo vede amplificato in 3D, in alta definizione, quello che sta facendo. Allora la sfida qual è? Stiamo lavorando col professore Corcione, col professore Mirone e altri colleghi del Policlinico, è quello di aumentare la percezione sensoriale e, come diceva lei, la laparoscopia ha il vantaggio rispetto alla chirurgia open di essere meno invasiva, minimamente invasiva. Con la laparoscopia il chirurgo col laparoscopio comunque sente attraverso lo strumento la consistenza di un tessuto. Con la chirurgia robotica, essendo remotizzato, non c'è la percezione tattile delle forze. E allora noi stiamo lavorando per integrare la percezione visuale che il chirurgo vede sullo schermo con la telecamera in alta definizione con un senso stereo tridimensionale
con quella che è la sensazione di forza, per cui il chirurgo potrà riconoscere anche la consistenza di un... come se stesse operando dal vivo. Esattamente. Senta, a me, e io questa domanda gliela devo fare, voi qua siete in questo spazio ridottissimo per quello che voi state facendo, per quello che voi fate, per quello che rappresentate, insomma. Io vi sposterei tranquillamente lì a fianco se c'è spazio e via dicendo, considerando che voi fate anche fatturati, no? Perché voi contribuite con un fatturato anche molto forte, perché i vostri prodotti fanno fatturato. Sì, sì. E perché siete... che è un problema di burocrazia, visto che il Recovery Fund deve soprattutto farci fare la riforma sulla burocrazia. È un problema di burocrazia ed è anche un problema politico. Io, insomma, con una punta d'orgoglio, qui a Napoli portiamo finanziamenti da 15 anni a questa parte per oltre 1 milione di euro e siamo un team di 20 persone, compresi i contrattisti, gli assegnisti, gli studenti di dottorato. E diciamo questo rapporto persone, come dire, fatturato, così non ha quasi uguali a livello europeo per un gruppo di questa dimensione. Ce la giochiamo con i gruppi più forti che hanno 70, 100 persone. È un discorso politico, nel senso qua abbiamo 85 metri quadri, che è il laboratorio Prisma storico fondato a inizio anni 90. A fine anno dovremmo trasferirci in un nuovo spazio ed è stata una lotta, una battaglia per avere 220 metri quadri. Poi abbiamo l'arena di volo a San Giovanni. Il problema è un fatto di volontà, nel senso che in un sistema realmente competitivo i grossi, diciamo, come dire, i grossi stakeholders, come penso siamo noi per il Dipartimento, perché noi portiamo una bella fetta di tutto il bilancio del Dipartimento. No, ma io capisco il suo discorso, ma io faccio quest'altro tipo di discorso. Voi siete quello che bisognerà fare di qui a poco e già state facendo quello che normalmente si fa. Avere, diciamo, condizioni di lavoro sono fondamentali per tutti. Allora, noi certamente prima di fine anno ci risentiremo, proprio per cercare di capire se i metri quadri che vanno messi a disposizione ci sono o non ci sono, perché se dobbiamo ripartire anche dopo l'epidemia, se il Sud soprattutto deve ripartire e deve tagliare quello che è il gap per quanto riguarda le due economie, guardare a progetti come questi diventa fondamentale. Quindi andremo a sentire quelli che sono diciamo, i responsabili che vi devono mettere in condizione di fare, ma non per noi, non per lei, certo. ma innanzitutto per questi ragazzi, ma per quello che voi producete praticamente. Ma infatti ecco, io questi ragazzi li ammiro, perché poi sono ragazzi che in qualche modo... Ma questi sono il futuro, questa è la generazione che guiderà il Paese. Certamente, ma infatti insomma, è il fatto di averli trattenuti a Napoli, offrendo loro opportunità professionali, diciamo, come dire, attraenti per loro, è una cosa che io da napoletano per me non apprezzo, nel senso io sono stato più volte tentato di lasciare questa città e di lasciare questo paese, però dentro di me è iniziata una sfida. Nel senso... No, faccia una cosa, resti, io so che lei è un grande tifoso di calcio, di fronte c'è lo stadio, lo può guardare, quindi resti qui con noi. Abbiamo parlato di una grande eccellenza, di una risorsa, ma ovviamente in questa città le risorse molto spesso, anzi troppo spesso, fanno rima con i problemi. Mi sono sentito piccolo, non solo per la statura del professor Bruno Siciliano, ma davanti a questo mondo. Anzi, c'è stato un particolare che forse è sfuggito del servizio, ve lo facciamo rivedere. Non era un'operazione di taglio e cuci, non era un'operazione di ricamo, eccolo qui, era una prova, un esperimento per quanto riguarda la chirurgia. Il robot, come vedete, richiude la cicatrice con il filo medico, il filo chirurgico di un intervento, collegando poi le due cannule a un organismo. Ecco, questa era una rappresentazione, qualcuno forse l'avrà potuta prendere per un'operazione di cucito, non è assolutamente così. Beh, insomma, entriamo subito in argomento.